Solo una domanda, scusami Danilo, la strategia c'è già o deve ancora essere studiata? Posso rispondere? Allora, premetto, prima di rispondere alla signora, non vorrei, scusa Fernando, te lo dico, denigrare altre riunioni che in buona fede, anche se hanno sbagliato e comunque c'è un giudizio negativo, non sono in grado più di difendersi. Non dobbiamo farlo mai, perché succede spesso che questo ci porta alla divisione. Per carità, ognuno senta e vada col proprio cervello, non parliamo mai male degli altri. Non ci piacciono? Perfetto, facciamo un'altra scelta oppure facciamo un'altra strategia. No, sapete perché, raga? Perché questa cosa è la cosa che serve al sistema per dividerci, ricordatevi. Allora, se si vuole fare una critica legittima, ma pure qua si può fare a noi, perché chi ha detto che, però la si faccia oggettivamente qui. Se tu vai in un'altra riunione e dici pubblicamente lì a Paolo sono una mandria dei casinisti, cioè può darsi che io magari sia un casinista, può darsi che lo sia lei, però voi no, voi che stavate magari qualcuno buono ci sta. Ecco io quello che voglio dire, cerchiamo di costruire, di togliere ciò, ma chiaramente anche perché sennò ci porta, io ce la sto mettendo tutta, ma purtroppo la gente si schiera in maniera, e chi attacca di qua, chi attacca di là. Siamo riusciti a eliminarla questa cosa, ma non a eliminarla. Personalmente vedete gli attacchi che subisco, cocainomane, drogato, la famiglia mia sono tutti pazzi, cioè che cosa devo fare? È meglio a me, io non reagisco, per carità, però che cerchiamo pure, perché io lo provo su te, dà fastidio. Quindi cerchiamo di essere, perché quando uno fa una riunione, anche se la sbaglia, la fa in buona fede, cerca di fare meglio, poi ci riesce, per carità, e nessuno è perfetto, ma nessuno dice che però ci riusciamo noi, Quindi per la domanda che mi ha fatto lei, sì, ce ne sono un paio, molto simili, però è evidente che bisogna scegliere insieme, quindi ce ne sono un paio molto simili, che sono dei dettagli che le fanno differenti, però credo che un dettaglio da una delle due dipende, guarda, ne stavo parlando a voce fuori con qualcuno di voi, dipende come si evolve, potremmo anche cambiarla, quindi non possiamo farne una, possiamo farne due. Uno, se noi andiamo, succede tutto regolarmente e quindi siamo noi che aggrediamo il sistema, ed è una strategia. Due, se il sistema se ne va un giorno prima. Ecco, perché può succedere questo, ricordatevi che può succedere questo, quindi dobbiamo essere pronti anche a questo, perché dobbiamo valutare queste cose. Questo cambierebbe forse no il risultato, ma cambierebbe completamente il nostro modo di agire e ci potrebbe creare qualche problema oppure qualche vantaggio, dipende da come succede. Andare impreparati proprio no. Quindi dobbiamo valutare queste cose, quindi una giusta analisi va fatta. Questo ci può cambiare, solo questo, che però non sono dettagli, questo è determinante per vincere o per perdere.